Salve. Ma che paese è questo? Quest'Italia è diventata una fogna a cielo aperto. Ecco alcuni esempi. Un giudice, Nicola Russo, è accusato di essere stato corrotto per aver pilotato una sentenza a favore dell'immobiliarista Stefano Ricucci, il furbetto del quartierino di qualche anno fa. Nell'ordinanza d'arresto di Ricucci, scrive Repubblica, risulta che l'immobiliarista è accompagnato in un lussuoso hotel di Roma, lo stesso giudice è accompagnato da una modella, Dibri Zaineb, e che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere l'indebita mazzetta ricevuta dal giudice per una sentenza a favore del Ricucci. Russo, giudice del Consiglio di Stato, è pure accusato dal pubblico ministero Pantaleo Polifemo di aver pagato delle adolescenti minorenni per fare sesso. Da inorridire perché questi individui trattano le donne alla stregua di un oggetto. Altro fatto. Un giudice della Corte di Cassazione, Giuseppe Caracciolo, è accusato di sfruttamento della prostituzione per aver affittato il suo bed and breakfast nel centro di Lecce ad un gruppo di prostitute rumene ad un canone maggiorato rispetto alle medie locali, eppure in nero, per cui oltre che alimentare la prostituzione eludeva anche il fisco e, sempre secondo la procura di Lecce, aveva come complice la sua compagna, un'ex poliziotta in aspettativa. Alla faccia della legalità, come scrive ironicamente il Fatto Quotidiano. Come alla faccia della lealtà istituzionale il caso in cui è indagato il comandante generale della Guardia di Finanza, generale Giorgio Toschi. Scrive infatti il Fatto Quotidiano, prima della nomina avvenuta circa 3 mesi fa, a comandante generale da parte di Renzi, il presidente Mattarella era perplesso sulla nomina di Toschi, ma il bullo fiorentino con caparbietà ha insistito, riuscendo ad imporlo al presidente. Evidentemente il presidente Mattarella era a conoscenza su alcuni comportamenti poco istituzionali del generale, come aver passato 2 notti per 2 volte gratuitamente in uno dei tanti alberghi di proprietà di Riccardo Fusi, il più grande costruttore toscano, tra i più importanti del paese, già condannato definitivamente a 2 anni di galera per corruzione nell'ambito dell'inchiesta Grandi Eventi. Poi, quando era comandante della Guardia di Finanza di Pisa, Toschi era stato accusato di concussione, poi archiviata, per aver ottenuto sconti importanti su 3 Mercedes acquistate nell'arco di 5 anni. Eppure è stato accusato da alcuni suoi sottoposto, scrive sempre il Fatto Quotidiano, di cambiare in banconote nuove con le sue usate i soldi delle mazzette ricevute per evitare alcuni controlli, ma anche questa inchiesta è stata poi archiviata. Altro caso è quello del colonnello Marco De Fila, comandante della Guardia di Finanza di Prato, competente per i controlli sul gruppo Fusi, la cui sede legale è a Calenzano. Durante le perquisizioni del ROS dei Carabinieri per il crack del credito fiorentino di Denis Verdini, il capo dei senatori che tengono a galla il governo Renzi, fu rivenuta una scatola catalogata come reperto B14 contenente delle fatture alberghiere per una 50ina di beneficiari che hanno usufruito a titolo gratuito degli hotel di Fusi. Nel reperto B14, scrive sempre il Fatto Quotidiano, ci sono documenti riferibili a 2 ufficiali della finanza che hanno goduto di soggiorni gratuiti sempre negli hotel diffusi, e guarda un po' che coincidenza, questi erano il colonnello Giorgio Toschi, allora comandante generale per la Toscana, e il colonnello Marco De Fila. Una fattura del 18 settembre 2008 di 3.800 euro era intestata alla moglie del colonnello De Fila ed era riferibile ad un suo soggiorno in un hotel in Versilia di proprietà del Fusi e saldata attraverso una società sempre del costruttore. E poi in Parlamento una maggioranza trasversale ha bloccato la richiesta dei giudici di Napoli di poter usare le intercettazioni telefoniche nell'inchiesta nata su presunte tangenti per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Forio d'Ischia ad una ditta ritenuta vicina a Luigi Cesaro, detto Gigetto a Purpetta, quando era presidente della provincia di Napoli. Contro l'uso delle intercettazioni hanno votato Partito Democratico, Sinistra Italiana, Forza Italia e Fratelli d'Italia. A favore dell'uso delle intercettazioni il Movimento 5 Stelle e Scelta Civica, mentre si è astenuta la Lega Nord, quella che un tempo urlava Roma ladrona. Secondo gli inquirenti napoletani, senza queste intercettazioni usate come prova, l'indagine su Gigetto a Purpetta potrebbe chiudersi con l'archiviazione.
Ecco, in questi pochi casi emerge con chiarezza come la casta padrona spadroneggia in questa Repubblica delle banane. Corruzioni, abusi, furbate, ruberie di ogni genere ci fanno capire che questo paese, nonostante le montagne di tasse con cui taglieggia i cittadini, è perennemente in crisi. Ma per i politicanti e alcuni imbonitori di fiera, che, come dice Saviano, hanno l'arte di mischiare le idee confondendo i piani, il problema principale degli italiani è l'immigrazione. Sarà. Ci vediamo giovedì prossimo. Spadroneggia in questa Repubblica delle banane. Corruzioni, abusi, furbate, ruberie di ogni genere ci fanno capire che questo paese, nonostante le montagne di tasse con cui taglieggia i cittadini, è perennemente in crisi. Ma per i politicanti e alcuni imbonitori di fiera, che, come dice Saviano, hanno l'arte di mischiare le idee confondendo i piani, il problema principale degli italiani è l'immigrazione. Sarà. Ci vediamo giovedì prossimo.